Buonasera, buonasera. Molto buonasera a tutti voi. Buonasera anche a quelli da casa, voi che ci seguite. Un grandissimo saluto da noi, di tutti noi a Gamove, che Dio possa benedirvi. E vorrei ringraziarvi anche voi che siete qua per la prima volta. Siete molto benvenuti qua. Siete i nostri ospiti, quindi siete molto benvenuti qua. Io non so voi, ma sono molto entusiasta per quello che Dio farà stasera qua in mezzo a noi. E quindi è con gioia e gratitudine nel mio cuore che vorrei proprio iniziare pregando insieme a voi, consacrando la nostra serata, consegnando al nostro Signore tutto quello che farà in mezzo a noi questa sera. Amen. Preghiamo insieme. Signore, grazie innanzitutto per quello che sei, per chi sei. Sei un Dio fedele e non ci abbandoni mai. Consegniamo questa serata a te e diciamo che tu, Spirito Santo, sei molto benvenuto qui. Fai quello che devi fare. Chiediamo che sia una serata di cambiamenti, trasformazioni, una serata indimenticabile. Una serata dove tutti noi avremo un'esperienza personale con te e qualcosa nella nostra vita sia sbloccata e attivata. Nel nome santo di Gesù. Così preghiamo e chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen. Vorrei leggere un testo per iniziare. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18. Che dice così: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Nell'arco di un anno abbiamo visto tante cose qua dentro, no? Abbiamo visto dei cambiamenti, abbiamo visto tante cose che Dio ha fatto in nostro mezzo. Abbiamo pianto, abbiamo riso, però il sentimento è proprio di gratitudine per quello che Dio ha fatto nella nostra vita, per quello che Dio ha fatto nel nostro Agamove, diciamo così, che è un ministero che è nato nel cuore del Signore, ma noi sappiamo che fin qui Dio ci ha sostenuto. E quando parliamo di trasformazioni, io penso che è la cosa principale che il Vangelo può fare nella vita di un cristiano, di una persona. Quindi il mio cuore è pieno di gratitudine per questo motivo, delle trasformazioni, della famiglia che abbiamo creato qui dentro, delle amicizie che sono fatte qua dentro. Quindi tutto questo è per il nome di Gesù. E non solo questo, ma abbiamo visto crescite personali, crescite fisiche, dei bambini che sono nati e abbiamo visto la loro crescita, e anche dei neonati, perché Junior e Camilla non sono presenti qua, perché appunto Luigi è nato sabato scorso. Un grandissimo saluto anche a Junior. Quindi sappiamo che Luigi, che era tanto aspettato, no, per loro, è venuto al mondo. Quindi questa famiglia che sta crescendo. E per questo motivo il sentimento proprio di gratitudine è che vogliamo condividere con voi un piccolo video che è una retrospettiva di tutto quello che è successo tutto in questo anno che è passato, in questo arco di un anno. Amen. È stata un anno molto importante secondo me per la nostra chiesa perché è stata un'iniziativa che ha avvicinato tanti giovani, un gruppo che fino adesso era grande ma non unito. Sono felice, è stato un anno molto importante per me, per le esperienze che ho avuto, per le conoscenze che ho fatto e anche tanto per la chiesa. Abbiamo adesso un gruppo molto unito di giovani che lottano insieme per avvicinarsi a Cristo. Sì, ho fatto nuove amicizie, sono arrivati nuovi arrivati. È stato molto carino. Questo movimento è iniziato tramite il cuore di Dio e è stato messo nel cuore del pastore Caio, che
è stato molto bello e sono molto contenta di servire questo movimento. Fa molto piacere stare presenti qua e commemorare insieme a tutti i nostri fratelli questo primo anno di Agamuv. Allora, secondo me la Agamuv quest'anno ha sconvolto questa chiesa perché ha portato tanti nuovi giovani e ho fatto tante nuove esperienze, ho incontrato tante persone e spero tanto che questo progetto vada avanti sempre negli anni. Ha cambiato la vita di tanti ragazzi, anche la mia, grazie all'Agamuv ho capito di credere in Dio e grazie all'Agamuv ho preso la decisione anche di battezzare. Ragazzi, ciao. ci dispiace non poter essere insieme a voi in questo anniversario dell'Agamuv. Stiamo completando un anno di Agamuv, ma come potete vedere abbiamo adesso Luigi, siamo un po' difficile, ci piace non poter essere insieme a voi. È stato un anno molto importante per noi, posso dire sicuramente, anche per Camilla. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo meglio, abbiamo trascorso bei momenti insieme e sicuramente saranno altrettanti. È stato meraviglioso questo anno e sicuramente i prossimi saranno benedetto dal Signore. Perché oggi sia un po' speciale questo, grazie a tutti. Per me l'Agamuv è stato un nuovo inizio di nuove amicizie, ha portato veramente tanta gioia in questa chiesa e anche il gruppo che si è formato qui dentro è meraviglioso, quindi è stato un anno stupendo e spero che ci siano ancora altri anni e anche il gruppo dei giovani, i nostri responsabili sono meravigliosi, quindi io ringrazio veramente Dio per la loro vita e questo è il nostro primo anno di Agamuv, veramente stupendo. È stato un anno pieno di benedizione. Da quando ho iniziato l'Agamuv mi ero appena battezzato e qua ho trovato delle amicizie che resteranno per tutta la vita. Mi sono approfondito in Cristo, sono avvicinato a Lui, ho iniziato a leggere la Bibbia che prima non era una cosa costante, diciamo. E adesso ho dei ministeri, ho una famiglia qua, ho delle persone che quando sono qua sono sicuro che verrò accolto, che ho sempre lavoro da fare. Io sono sempre qua, sempre da pomeriggio, quindi sono il mio sabato è stare qua nell'Agamuv e è una benedizione essere qua con tutti voi. Questa canzone inizia con una dichiarazione del nostro Signore, che Lui è il nostro Re, che Lui aspetta la nostra adorazione e che possiamo dichiarare Amen. Passi del mio re, riesco a sentire il suo cuore, nell'oscurità mi libero, sento il suo spirito chiamare, cantiamo. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, è ora il tempo. Posso dire un santo, sono qui, annunziando il suono del grande re, prendo ogni catene e vai,
sua voce qui voglio sentire. Cantiamo, io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Sei nato per me, io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, io sento, figlio mio, è ora di brillare. Tu sei nato per me, io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, è ora il tempo. Mussolini che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Mussolini che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Mussolini che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Mussolini che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Tu posso dichiarare chi è il Re, chi è Gesù, chi ti ha conquistato, amen. Gesù ha idea, mi conquistò, mi liberò per donare una nuova storia. Gesù ha idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù ha idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù ha idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù ha idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Cambieremo questo mondo attraverso Gesù Cristo, perché senza di Lui non possiamo fare niente. Lui è il nostro Signore, il nostro Re. Amen. Se tu sei vivo, Loda al Signore. Se tu respiri, loda al Signore. Se tu sei vivo, loda al Signore. Se tu respiri, loda al Signore. Nelle valli e sulle montagne, se sono sicuro che se dubbi ne ho,
loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu sei vivo, loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Signore Padre, vogliamo ringraziarti per questa sera. Padre, vogliamo ringraziarti perché noi sappiamo che tu sei con noi. Padre, noi ti ringraziamo perché questo anno appena passato, Padre, tu sei stato con Agamove, Padre, tu sei stato con ogni predicatore, tu sei stato con ogni membro del Ministero della Preghiera, Padre, tu sei stato con ogni membro della Lode, Padre, tu sei stato con noi, Padre. E noi ti ringraziamo per questo grandissimo amore, Padre. Ti prego, ti ringrazio, Padre. Ti prego di riempire i cuori delle persone che sono qui. Ti prego di riempire le menti, Padre. Entra in casa, Padre, spalanca la porta, fai quello che devi fare, Padre. Ti prego che lo Spirito Santo possa venire qua stasera, Padre, fluire, Padre, spalancare porte, finestre, Padre, che tu possa entrare. Fai di noi quello che vuoi. Sono più forte se sei con me, in te ho la forza per tutti i miei giorni. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Gesù, io credo in te. Gesù, con il tuo amore riempirci, dimostra il tuo potere qui. Spirito, vieni su di noi per tutti i miei giorni. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dio di abbondanza sei, tutti sorprendi tu, con il tuo poter forte tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Dio di promesse sei, Dio di abbondanza sei, tutti sorprendi tu, con il tuo poter forte tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te.
per tutti i miei giorni. Che tu possa questa sera pregare, che il Signore possa condurti. Possiamo chiudere i nostri occhi, pregare in questa maniera. Signore, ti ringrazio per tutto quello che tu hai fatto questa sera, Padre, ma io voglio che tu sia presente nel mio futuro, Padre, nel mio presente, che io possa camminare e che il tuo piede possa essere assieme al mio, Padre, che io possa vedere il tuo cammino, vedere cosa tu vuoi che io faccia, Padre, e farlo. Ti ringraziamo questa sera, Spirito Santo, Padre, perché sei qui con noi. Ti ringraziamo questa sera, Spirito Santo, perché tu sei in mezzo a noi, Padre. Tu parli ai cuori di coloro che vogliono ascoltarti. Tu mi hai chiamato sulle acque, verso l'ignoto, so che affonderei. Trovo nel mistero, nelle profondità, ho fede in te. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché so
Ti ringraziamo. Ti ringraziamo Padre per questa sera, vogliamo che la tua parola possa essere parlata in maniera chiara nelle nostre orecchie, Padre, che tu possa essere qui presente questa sera, Padre. Ti invitiamo di nuovo, Padre, che tu possa essere seduto in mezzo a noi durante la parola, Padre, in questa serata bellissima di festa, Padre. Ti ringraziamo per quest'anno che si è concluso di Agamove e altri tanti anni che verranno. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, mi sentite tutti? Buonasera. Buonasera, benvenuti a chi è la prima volta che viene, bentornati a chi è la seconda o più volta che viene. È un piacere rivedervi qui, è un piacere essere assieme alla celebrazione del primo anno del nostro Agamove. Molto bene, io ero presente nel momento in cui è stata pensata l'idea. Eravamo in Portogallo a un meraviglioso ritiro pieno di giovani, di leader, di ragazzi da tutta Europa, alcuni dall'Egitto, dal sud-est asiatico, da tutto il mondo, un incontro meraviglioso. E poi è nata quest'idea che si è sviluppata, che fosse una serata a tema giovani. Chi sa dirmi che cosa vuol dire Aga di Agamove? Qualcuno lo sa? La prima A è per adolescenti, la G è per, questa è facile, giovani, e la seconda A è per agape. E quindi adolescenti e giovani sappiamo più o meno che cosa sono. Agape è una parola greca, se non lo sapete è il nome della nostra chiesa, e agape è l'amore di Dio, quell'amore universale, l'amore che butta giù ogni barriera, l'amore che dà e che non vuole niente indietro. E dopodiché la seconda parte della parolina è move, movimento, azione, andare. E questo vedremo è molto importante dopo per quello che vedremo. E in un meraviglioso design, faccio i complimenti al designer che è da qualche parte in questo edificio, ma non vi spoilerò chi è, dovete cercarlo voi, è stato fatto a forma di pesce. Perché pesce? È molto divertente perché in greco si diceva ictis, pesce. E voi mi direte, e che vuol dire? Che c'entra? Era un acronimo, perché non siamo gli unici a cui piacciono gli acronimi, noi usiamo costantemente gli acronimi nella nostra società e anche ai greci piacevano. In particolare i primi cristiani usavano ictis per dire Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore. Era un simbolo molto piccolo, molto compatto per dire ehi qua siamo cristiani. Quindi vedete quante informazioni noi possiamo avere in un solo piccolo simbolo. Siamo i giovani e gli adolescenti che vanno per il mondo, si muovono per il mondo portando la notizia che Gesù Cristo è il Figlio di Dio ed è il Salvatore. Amen. Questo è il messaggio principale che noi portiamo in questa Chiesa. Questo mondo può essere difficile, può essere brutto, può essere pieno di difficoltà e problemi e dolori. Stiamo festeggiando un anno e vi posso garantire che in questo anno sono accadute tante cose meravigliose e anche un buon numero di cose difficili, di situazioni tristi, perdite, persone che si sono allontanate, ci sono molte situazioni di difficoltà, ma quello che il Vangelo ci dice è che in mezzo a tutte queste difficoltà noi abbiamo un Salvatore di nome Gesù Cristo. Quindi forse tu lo conosci da tutta la vita, forse lo conosci da poco, forse pensi che sia una favola della buonanotte che le persone si raccontano per andare a dormire. Gesù non è questo. Gesù è un personaggio storico e questo lo vediamo raccontato nei Vangeli, lo vediamo nelle testimonianze che ci sono attorno. Gesù Cristo è vero come Leonardo da Vinci, come l'invenzione del telefono, come qualunque personaggio storico ti venga in mente. Gesù Cristo è comprovato, è esistito. Poi la gente dibatte, è risorto, non è risorto, cosa è successo in quei giorni. Ovviamente c'è una dimensione di fede. Quello che noi sappiamo è che c'era un tizio di nome Gesù che ha detto di essere Dio, è stato ucciso per questo e poco dopo la sua morte, fonti storiche queste,
alcuni dei suoi discepoli sono andati in giro per il mondo a dire è risorto, è risorto, è risorto. Quindi quando noi parliamo di questo, di tutte queste cose, quando parliamo del Vangelo, parliamo di Gesù, non stiamo parlando della fatina dei denti, non stiamo parlando di un'immagine mentale che ci siamo creati per superare le difficoltà della vita. Gesù Cristo è esistito, esiste, un uomo in carne e ossa, come me e come te. E in particolare per questa serata, per questo anniversario dell'Agamuv, che è stato intitolato la festa dell'amico, abbiamo voluto parlare di amicizia, di come Gesù è nostro amico e di come è importante avere amici fedeli in questa vita. E partiamo con la nostra storia, ho portato anche delle slide se ci sono. Gesù aveva iniziato da poco a predicare il Vangelo, era ancora in Giudea e lui stava predicando questa buona notizia, il Vangelo. Lui era venuto per salvare gli uomini dal peccato. Le prime parole che sono registrate nei Vangeli di Gesù sono convertitevi e credete al Vangelo. Che cosa significa il peccato? Che cosa significa il Vangelo? Lo vedremo dopo. Lui aveva scelto un numero di discepoli, degli amici, delle persone che camminassero insieme a lui. Tra questi c'era Pietro, e Pietro, visto che all'epoca antica, 2000 anni fa, quando avevi un maestro, gli davi tutto ciò che avevi, Pietro gli aveva messo a disposizione la propria casa. Ora non so quanto tu ami i tuoi professori o i tuoi insegnanti, ma doneresti la tua casa a loro? Dipende da quanto è bravo, da che voti ti dà, dipende dal rapporto del tuo datore di lavoro. Regaleresti la tua casa? A quell'epoca si faceva così. E quindi Gesù stava spiegando la parola di Dio. All'epoca loro avevano il primo pezzo, se avete le Bibbie in mano potete guardare, loro avevano l'Antico Testamento in quel tempo. Il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto e Gesù era letteralmente venuto a completare l'opera. Era venuto, lui che era l'autore, perché questo lo vediamo in questo brano, Gesù è Dio e lui è lo scrittore della parola, stava venendo a completare la Bibbia. E lui stava esponendo la parola di Dio in modo perfetto, perché come potete immaginare l'autore di un libro conosce estremamente bene quel libro. E Gesù era così autorevole e così preparato che in quella casa si erano radunati scribi, dottori della legge e farisei. È come se all'epoca moderna un uomo si mettesse a parlare di Cristo e si radunassero in casa sua teologi, vescovi, pastori, sacerdoti, professori di teologia. Tutte queste persone erano da Gesù ad ascoltare la parola. Come vedete in questa semplice illustrazione che ho portato, la casa era strapiena, un sacco di gente era lì per ascoltare queste parole meravigliose, parole di salvezza, parole di guarigione, e quindi la casa era piena. Non c'era posto. E ad un certo punto arriva un gruppo di persone. Ed è molto interessante questo avvenimento perché ci parla di un gruppo di persone e in questo gruppo di persone c'erano 4 che avevano un lettuccio, una piccola barella su cui stavano portando un paralitico, un uomo che non poteva muoversi, forse non poteva camminare. Non sappiamo esattamente l'entità della malattia che aveva. Sappiamo sicuramente che non era una bella vita, stiamo parlando di 2000 anni fa. Io penso che un uomo completamente paralizzato possa ricevere un aiuto, relativo anche oggi, quindi potete immaginare 2000 anni fa che cosa potessero fare per lui. E la situazione sua non era particolarmente bella, anche perché a quei tempi la tua malattia veniva considerata colpa tua. Tu eri paralitico perché Dio ti aveva reso paralitico per punirti del tuo peccato. Pensa che bello, non potevi muoverti e le persone ti guardavano come se quella paralisi fosse colpa tua, dall'alto al basso. Quindi c'era sicuramente anche una dimensione di vergogna. Ma questo gruppo di amici, queste persone, avevano sentito che c'era un tizio in grado di guarire. Gesù. Io ripeto, Gesù Cristo è una figura storica, come Napoleone, come, non lo so, Bill Gates. È una persona esistita veramente. E loro si sono rivolti a questo guaritore perché non avevano più speranza. Loro sapevano, avevano fiducia che Gesù Cristo sarebbe stato in grado di aiutare il loro amico. Loro arrivano di fronte alla casa e vedono che c'era una grande folla. Gesù era apparentemente inaccessibile.
Non si poteva arrivare, tutti volevano ascoltare il maestro. Non c'è posto per voi, passate domani e amen. Ma loro non si sono date per vinti, perché quella era una casa del Medio Oriente antico. Come sapete, nei posti molto caldi i tetti delle case sono piatti e vengono usati, si può stare sopra, si può camminare, fare comunque attività sul tetto, e in particolare in quelle case molto umili c'era una semplice scala in cui era appoggiata all'esterno della casa e si poteva accedere al tetto. Quindi questi, con la barella, io non immagino che sia stata un'attività semplice, questi 4 con la barella sono saliti su questa casa, non c'erano botole, non c'era niente per entrare nella casa, ma loro non si sono fatti intimorire, non hanno avuto paura di questo e hanno semplicemente scoperchiato la casa. Loro sono arrivati in casa di altri, hanno aperto il buco nel tetto e dopodiché hanno calato il paralitico dentro. Un gesto estremamente maleducato, non trovate? Immaginate qualcuno, tu inviti il più famoso maestro d'Italia a parlare in casa tua e delle persone sono così disperate che ti distruggono il tetto di casa pur di avere un faccia a faccia con questo maestro. Era un gesto davvero sprezzante, arrogante, potremmo percepirlo, ma in realtà noi sappiamo vedere sotto, era un gesto disperato, era un gesto di amore per questo amico e soprattutto era un gesto di fede. Dopo vedremo che Gesù ha molto apprezzato questo gesto e quindi questo è il primo messaggio della parola di questa sera. Per quanto Gesù sembri inaccessibile, che ci siano così tante cose che ti dividono da Lui, il mio peccato, ma la Chiesa è strana, ma Dio sembri così distante, la Bibbia non riesco a capirla, tutte queste cose mi sembrano così aliene, tutte queste distanze sono valicabili e soprattutto è Dio che le supera. Dio è raggiungibile. Questo è il primo messaggio di questa sera. Gesù Cristo è lì pronto ad accoglierti. Quindi, il paralitico viene calato ai piedi di Gesù, di fronte a tutti i presenti. È un bel banco di prova per Gesù, perché come ho detto, insieme a lui c'erano farisei, dottori della legge, sacerdoti, persone molto importanti, persone che conoscevano perfettamente l'Antico Testamento ed erano molto preparate al riguardo. E lui viene messo, il paralitico viene messo ai piedi di Gesù. Il messaggio degli amici disperati, hanno distrutto un tetto, è: guarisci il nostro amico. Ed è molto interessante perché la Bibbia dice che Gesù vide la loro fede. Questo è molto importante, lui vide la fede degli amici, non la fede del paralitico. Magari il paralitico non voleva nemmeno essere là. Gesù ha guardato alla fede degli amici. E poi, come spesso fa Gesù, se leggete nei Vangeli è una caratteristica sua, tu ti aspetti che lui dica una risposta e lui fa la cosa completamente diversa, una cosa che lascia le persone a bocca aperta. Lui vede la loro fede e dice al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Io posso immaginare gli amici sul tetto che si sono messi le mani nei capelli. Siamo venuti fin qua, abbiamo distrutto un tetto, abbiamo calato l'amico, probabilmente facendo una pessima figura di fronte a tutta la comunità, e questo invece che guarire il nostro amico parla dei suoi peccati. Gesù, ok, ma di che cosa stai parlando? Guariscilo per favore, è paralizzato, ha bisogno di camminare. Ma quello che noi vediamo nella vita di Gesù è che lui era venuto per portare il Vangelo, per portare la buona notizia della salvezza dell'umanità dai suoi peccati. E questo è un buon punto della nostra storia per parlare di questi peccati. Come abbiamo detto, a quell'epoca si pensava che la malattia di quel povero uomo fosse colpa dei suoi peccati, perché nell'Antico Testamento ci viene raccontata la storia di Adamo ed Eva. Magari tu non ci credi alla storia di Adamo ed Eva, magari pensi che sia mitologia, che non è avvenuta così, che è solo un mito per capire per quale motivo soffriamo su questa terra. Ma non ci serve nemmeno la storia di Adamo ed Eva per capire che c'è qualcosa che non va in questo mondo, giusto? Ci basta scorrere per qualche tempo nei social, ci basta guardare un telegiornale, parlare con le persone, ci basta semplicemente guardare la memoria della nostra vita, tutte le persone che hanno fatto del male, tutte le volte che io stesso ho fatto del male. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in questo mondo e noi ce ne rendiamo conto. Ci sono tante cose che non vanno in me, in te, in tutta l'umanità.
Abbiamo tutti in mente un modo in cui le persone si dovrebbero comportare? Tutti di noi abbiamo una legge morale nel nostro cuore, tutti noi abbiamo una sensazione di cosa è giusto e cosa è sbagliato? Ed è interessante questa cosa, sembra che siamo tutti stati fatti dallo stesso autore, butto lì l'idea, ma le cose non vanno come pensiamo che dovrebbero essere. Quante volte noi guardiamo qualcuno agire e storpiamo la bocca e diciamo quella persona sta sbagliando, quella persona è cattiva, quella persona ha fatto il male. Sono sicuro che se aprite uno qualsiasi dei vostri social in questo momento vi basta scorrere un po' per vedere già qualcuno che sta facendo qualcosa che secondo voi non è giusta. Se io potessi far vedere a tutti voi il film della mia vita, uscirei dalla stanza. Se proiettassero dalla mia memoria quello che ho fatto, detto, pensato, io andrei via, andrei molto lontano, probabilmente me ne andrei in Australia, perché è molto imbarazzante. Ho fatto tante cose di cui mi vergogno e io credo che più o meno tutti in questa stanza siano nella mia stessa barca. Tutti noi facciamo quotidianamente delle schifezze e il problema è che noi esseri umani non siamo persone che fanno il peccato, perché noi abbiamo questa idea che noi siamo persone fondamentalmente buone e ogni tanto scivoliamo e facciamo qualcosa che non piace a Dio. Quello che noi capiamo dalla Bibbia è che noi siamo piccole fabbriche di cose che non piacciono a Dio. I nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole, e lamentele, e bugie, e pigrizia, e violenza, e parolacce, un sacco di cose sbagliate costantemente. E il grande problema è che Dio non ne fa di schifezze, non mente mai, non dice mai parolacce, non è mai arrogante, non è mai violento. E quindi noi abbiamo questo stacco fortissimo tra quello che Dio è e quello che noi siamo. Noi non possiamo nemmeno avvicinarci a Dio e il grande problema è che Dio è tutto ciò che di bello c'è nell'universo. La bontà, Dio. La bellezza, Dio. La santità, la giustizia, la verità. Quando voi pensate a qualcosa di bello, è Dio che incarna quelle cose belle della vita. E noi siamo distanti da quelle. È come se noi sapessimo che c'è un sole splendido, meraviglioso in questo universo, ma i nostri occhi non riescono a vederlo e se lo vedessimo ci brucierebbe. Dobbiamo stargli distante perché è troppo caldo, non riusciamo ad avvicinarci, a toccarlo, a vederlo. Noi vorremmo avvicinarci, ma non possiamo. E quindi serviva un ponte, serviva qualcuno che avvicinasse, serviva che quel sole ci rendesse capaci di arrivare a Lui. Questo sembra tutto molto strano, molto lontano, ma di nuovo pensiamo a com'è questo mondo, a com'è la nostra vita. Noi siamo ben lontani dall'essere perfetti, giusto? Penso che vi possa venire in mente anche solo oggi che avete detto qualcosa, che vi siete morsi la lingua e avete detto quello non avrei dovuto dirlo. Facciamo tante cose di cui ci pentiamo, ci sono tanti rimorsi nella nostra vita e Dio è venuto a rimediare a questa cosa qua. Dio ha fatto il ponte tra se stesso e noi. Dio è diventato uomo e Dio, diventato uomo, è quel Signore rappresentato con la giubba rossa, Gesù. Gesù è Dio. Gesù è Dio fatto carne. Noi abbiamo fatto il macello, Lui è venuto a sistemarlo. E questa è la buona notizia del Vangelo che Gesù stava portando. Il casino è già stato sistemato. Il tuo senso di colpa è già pronto per essere gestito, guarito da Gesù. Ma andiamo avanti. Dio il creatore del cielo e della terra, quello che ha fatto tutte le cose, quello che tiene unito l'universo, quello che ce lo immaginiamo come un Dio estremamente impegnato, era lì in quella stanza. Dio stava insegnando la sua parola. Dio vede questi 4 tizi fare un buco nel tetto. Dio vede la loro fede. E Dio, come ho detto prima, apprezza molto il gesto che loro hanno fatto. Perché Dio vede oltre le apparenze umane, vede oltre a 4 pazzi che hanno fatto un buco nel tetto in casa di altri per calare un tizio a farsi guarire. Dio vede la fede. Dio vede questi 4 amici che hanno il desiderio di faticare e mettersi forse in ridicolo per aiutare il loro amico. Lui vede 4 persone che credevano fortemente che lui fosse in grado di guarire l'amico. E questa è la fede.
Quegli amici erano senza opzioni, non avevano ospedali, non avevano terapie, non c'era nulla che potessero fare e sono andati dall'unico che poteva dar loro una mano. Hanno avuto fiducia che lui potesse fare qualcosa. E forse è quello che sta avvenendo nella tua vita. Forse qualcuno ti ha invitato a venire qui. Forse quando eri piccolo qualcuno ti ha messo in questa chiesa, qualcuno ti ha invitato quando eri più grande a venire. Io sono stato invitato qui, di mia iniziativa forse non sarei venuto. E questo è esattamente la stessa storia. 4 amici che hanno fiducia di portare il loro amico nel bisogno alla presenza di Gesù. Io non sono un mercante di fumo, io non ti posso guarire, non posso venderti la soluzione per la vita. L'unica cosa che posso fare è portarti alla presenza di Gesù. E poi ci pensa Lui, perché Gesù è Dio. Gesù agisce. E questa è la seconda cosa che Gesù vuole insegnarti questa sera. Gesù non ha bisogno che tu sia perfetto, non ha bisogno che tu sia senza errori. Gesù vede perfettamente il tuo passato pieno di cose che non vanno e ti dice, vieni. Vuole che tu abbia fede in Lui. Gesù vuole che tu abbia fiducia che Lui è in grado di salvare te, di salvare le persone che ami, i tuoi amici, i tuoi parenti, tutte le persone attorno a te. Gesù vuole che tu abbia la fiducia in Lui, che Lui ti può salvare dal peccato, che ti può salvare dalla disperazione, che può salvarti persino dalla morte. Però Gesù, il nostro caro Gesù, si era messo in una situazione complicata, perché Lui ha perdonato i peccati di quest'uomo. A quell'epoca, lo possiamo leggere nell'Antico Testamento, questa era una bestemmia, perché Gesù stava dicendo io posso perdonare i peccati e li perdono. A quei tempi erano molto rigidi, perché Dio gli aveva chiesto di essere molto rigidi nella sua legge, e Dio aveva espressamente detto solo io sono Dio e solo io perdono i peccati. Se qualcuno dice io perdono i peccati, quella persona stava dicendo io sono Dio. Questa era una bestemmia. E secondo la legge che Dio stesso aveva dato, chi senza essere Dio dichiara io sono Dio, doveva essere giustiziato, perché stava violando la santità di Dio. E infatti le persone attorno a lui si scandalizzano, attorno a Gesù si scandalizzano, e dicono sta bestemmiando, sta dicendo di essere come Dio. E quindi era una cosa inaccettabile per quel tempo. Ma Gesù non ha bestemmiato, o meglio, avrebbe bestemmiato se lui non fosse davvero Dio. Ma Gesù è Dio. Dio fatto carne. Lui è un uomo come te e come me, in carne e ossa. Era lì, fisicamente, lo può toccare. Gesù lo potevi toccare, lo puoi toccare in paradiso. Ma allo stesso tempo è anche Dio. Si è fatto uomo per poter soffrire come me e come te, si è fatto uomo per andare sulla croce, per poter empatizzare con te. Quando tu dici, Signore, io sono tentato, anche lui sa che cosa vuol dire la tentazione. Quando tu gli dici, Signore, io sto soffrendo, lui sa che cos'è la sofferenza, ma allo stesso tempo lui è Dio, lui è sopra di noi, vede la nostra sofferenza, ma è in grado di guarirla. Vede la nostra disperazione, ma è in grado di portare la speranza, la guarigione. Dio è amore, è giudice, è re, è il re. E soprattutto Gesù è perfettamente in grado di guarire quel paralitico. Ma lui ha scelto le sue priorità molto attentamente. Prima gli ha detto, i tuoi peccati sono guariti, perché il peccato è ciò che ci separa da Dio. È meglio essere paralizzati che separati da Dio, perché perlomeno nel momento della nostra morte fisica abbiamo la fede e ci ricongiungiamo con Dio. È questo quello che stava insegnando Gesù. Ha dato priorità ai peccati, perché il dolore del corpo è poca cosa rispetto all'eterna separazione da Dio. E noi senza Cristo siamo senza speranza. Non possiamo essere guariti, come è stato per quell'uomo, e non possiamo neanche essere riavvicinati a Dio. Ma per fortuna noi abbiamo Gesù. E se tu credi in Gesù, sei riunito a Dio per tramite di Gesù. Lui fa tutto quello di cui hai bisogno. Tutti i pesi li porta Lui, tutto quello che c'è da pagare lo porta Lui. L'unica cosa che tu puoi fare è avere fede.
È come essere caduti da una nave, essere nel mare durante una tempesta. L'unica cosa che puoi fare è tendere la mano verso l'alto e sperare che qualcuno la afferri. Non possiamo da soli rimetterci sulla nave, ma è Gesù che prende la nostra mano, ci tira su e ci salva. Ma Gesù voleva fare un'altra affermazione sul fatto che lui era Dio, perché in questo momento lui sta dichiarando a caratteri cubitali di essere Dio. E quindi, mentre la gente mormorava, Gesù con una buona fetta di sarcasmo dice: sì, voi pensate che sia difficile perdonare i peccati? E allora io anche lo guarisco. E gli dice: alzati. E l'uomo si alza. È abbastanza, me la immagino abbastanza folle come scena. Lui gli dice: i tuoi peccati sono perdonati. La gente inizia a mormorare, lui dice: ah sì, ma so anche guarirlo, senza nemmeno toccarlo, senza un'aura di qualche genere. Gli dice semplicemente: alzati. E lui si alza. Io ti chiedo quindi: hai dolori nella tua vita? Soprattutto sia i più giovani che poi, andando avanti, i più vecchi, abbiamo tanta esperienza alle spalle, tanto dolore nella nostra vita, tante occasioni in cui abbiamo fallito, in cui abbiamo sbagliato, in cui siamo stati feriti. E quello che io ti voglio dire questa sera è che Gesù può guarire quel dolore. Magari tu hai delle grandi ferite relazionali nella tua vita, nella tua famiglia, nelle persone attorno a te, nei tuoi amici. Gesù è in grado di guarire quelle ferite. E non è solo in grado, è anche volenteroso. Lo vuole fare, è venuto apposta per farlo. Gesù è venuto in quella casa perché voleva guarire quell'uomo. Lo aspettava, sapeva che sarebbero venuti quegli uomini. E Gesù è così anche per te. Ti aspetta, sa che verrai ed è pronto a darti quello di cui tu hai bisogno, darti la salvezza di cui tu hai bisogno, darti la guarigione di cui tu hai bisogno. E questo è quello che Gesù vuole fare: guarire i tuoi dolori, guarire le tue ferite. L'uomo se ne va lodando, cantando. Immaginate, lui era entrato là disperato, tra virgolette morto, non aveva speranze nella sua vita, paralizzato. E magari tu sei entrato in questa stanza allo stesso identico modo, senza speranze, stanco, triste. Sì, vabbè, è la solita storiella che mi raccontano, bla bla, Dio mi ama, bla 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 bla, lo so, ma poi la vita è dura, la vita è difficile, non c'è nessun Gesù ad aiutarmi. Magari questo è il mindset con cui sei entrato, questa è la mentalità con cui stai approcciando Gesù. E Gesù dice che va bene, lui ti riceve così come sei, nella tua disperazione, nella tua mancanza di soluzioni. E quello che Gesù chiede è davvero poca cosa. Ci chiede la fede. Gesù chiede che noi, dall'oceano dei problemi della nostra vita, alziamo la mano verso l'alto con la speranza che prima o poi qualcuno la prenda. Non ci chiede la luna, non ci chiede: ah, salvati da solo da questo schifo e una volta che ti sei salvato io dirò che è merito mio. Gesù è qui per salvarti. E questo lo vediamo in questa storia. Lui è entrato dolorante, è uscito lodante. È entrato mogio, triste, disperato ed è uscito cantando. Per concludere questo messaggio, noi abbiamo visto tante cose questa sera. L'importanza degli amici, quello che Gesù è, quello che Gesù fa, quello che noi testimoniamo di Gesù. E io non ho idea di quello che tu pensi di me, di quello che ho appena detto, di tutta questa storia. Magari stai sbuffando, ti stai annoiando, magari pensi che hai appena buttato via una serata, un sabato sera in cui potevi fare altro. Magari sei molto contento di quello che hai sentito, magari sei molto annoiato perché è una storia che hai già sentito altre volte. E noi vediamo che viviamo in un mondo molto caotico, no? Un mondo che apparentemente non ha senso. Vediamo sofferenze che non riusciamo a spiegarci, vediamo dolori inflitti a persone che noi riteniamo buone. Perché i buoni soffrono e perché i cattivi prosperano? Noi vediamo questo buio attorno a noi, questo mondo imperfetto, questo mondo pieno di cose che non vanno. E al di là di quello che tu pensi che sia Gesù, al di là di quello che tu pensi che sia il Vangelo, tutta questa storia è vera. Se tu dici io non ci credo, non cancellerai il fatto che questo paralitico ha davvero parlato con Gesù, Gesù l'ha davvero guarito, quell'uomo è davvero uscito
e quell'uomo ha avuto la sua vita esattamente come la stiamo avendo io e te. La tua mancanza di fiducia non cancella Dio, Dio è molto più grande della tua mancanza di fiducia e Dio è qui esattamente per chiamarti ad avere fiducia. Forse tu non credi in Lui, o forse tu credi in Lui ma sei un po' sì vabbè Dio, me ne hanno parlato i miei genitori, so che c'è da qualche parte. Gesù vuole avere un rapporto vero con te, vuole che tu entri nella sua casa con il tuo paralitico, con i tuoi bisogni, con i tuoi dolori e gli dica: Gesù, io non ho idea di che cosa fare, se tu non fai qualcosa io sono disperato. Questa è la fede che Gesù chiede a noi e non solo per noi stessi, perché Gesù non ha visto la fede del paralitico, Gesù ha visto la fede degli amici. Forse qui tu sei stato invitato, forse hai invitato qualcuno, forse hai delle persone nella tua vita che ogni tanto guardi e dici: forse dovrei parlare, forse dovrei aiutare questa persona. Vediamo tanto dolore attorno a noi. Quando alziamo lo sguardo alla nostra vita, vediamo chi soffre attorno a noi. E Gesù non ti sta solo chiamando a essere il paralitico guarito. Gesù ti sta anche chiamando a essere il barelliere, a essere uno dei 4. Vedi persone attorno a te che soffrono? Prendile per mano e accompagnale a Gesù. Non puoi risolvere i loro problemi. Penso che tu possa a malapena sistemare i tuoi di problemi, ma quello che puoi fare è accompagnare questa persona e dirgli: ciao, ti presento Gesù, lui è la soluzione a tutti i problemi, lui è il mio re, lui è il mio Dio. Questo è quello che Gesù ti sta chiamando a fare. Magari qualcuno di voi è timido, magari qualcuno dice: ma che me ne frega a me, questa per me è una storiella. Ma questo è quello che Gesù ti sta chiamando personalmente a fare. Non è solo chi è capace di lodare, non è solo chi è capace di tenere un microfono. Siamo tutti quanti chiamati a togliere gli occhi dalla nostra vita, guardare chi è accanto a noi e dire: ehi, io devo dare il Vangelo a quella persona, devo accompagnare questa persona con i suoi dolori, con le sue paure, con tutto quello che è, alla presenza di Gesù e dire: Gesù, per favore, aiuta questa persona. E quindi questo è il messaggio per celebrare un anno di Agamove. Noi abbiamo fatto questo con le nostre mani, ma noi non abbiamo fatto niente. Senza Cristo non c'è nulla di tutto questo. Senza Cristo non c'è la Chiesa. Senza Cristo non ci sono io. Se Lui non mi avesse dato il fiato stamattina per vivere, io non sarei qui a predicare. Cristo è tutto per noi. E Cristo vuole essere tutto per te. E quando dico tutto non è una delicata metafora, no, è tutto, vuole camminare con te, vuole essere il tuo confidente, nei tuoi dolori, nelle tue paure, il tuo consigliere, quello da cui tu vai a festeggiare quando sei felice, quello a tu chiedi consigli, quello da cui vai quando non sai dove andare. E Cristo ti ha dato una chiesa. Noi siamo molto isolati, soprattutto dopo un certo evento di 5 anni fa, siamo particolarmente proni a essere isolati, staccati, avere le nostre relazioni digitali, lontane, ma Cristo ci ha dato una chiesa. Ah, ma le persone sono antipatiche. Noi non sappiamo se i barellieri si piacevano tra di loro. Noi non sappiamo se il paralizzato era felice di essere con quelle persone là. Magari sì, magari no, ma avevano un obiettivo comune. E Cristo è quello che ti sta chiamando a fare. Ma queste persone sono strane, sono diverse. Stai tranquillo, sei strano e diverso anche tu. Ti troverai in buona compagnia. Quindi adesso io vi invito a un momento di preghiera, vi invito a chiudere gli occhi mentre chiamo qui il gruppo di lode e vi invito a immaginare Gesù. Come ve lo immaginate? Vi invito a pensare a quello che è stato detto, a immaginare com'è Gesù secondo voi nella vostra vita, com'è Gesù adesso, come vi immaginate che Gesù sia. Cosa vorresti chiedere a Gesù se ce lo avessi davanti a te? Magari gli vuoi chiedere: mi vuoi bene? Magari gli vuoi chiedere: perché mi è successa questa cosa? Perché è successa questa cosa a questa persona? O magari lo vuoi sfidare, gli vuoi dire: per me tu non esisti, io so che tu non ci sei. Magari se sei particolarmente audace gli puoi dire: io so che tu non mi ascolti. Io so che dei miei dolori a te non importa.
E sentiti in buona compagnia, perché anch'io mi sono rivolto così a Gesù. Tempo fa ero nel mio letto, ho guardato a Gesù mentre ero in mezzo a tutti i miei problemi e gli ho detto: a te di me non te ne frega niente, vero? Tu sei Dio, hai i tuoi impegni, hai il tuo paradiso da gestire, io sono troppo piccolo, stupido e insignificante per meritare le tue attenzioni. E Gesù mi ha zittito piuttosto robustamente nei mesi dopo, quindi se volete provocare Gesù, provocatelo, lui risponde. E quindi adesso io vorrei pregare insieme a voi, mentre voi fissate lo sguardo su Gesù, perché Gesù ti sta dicendo: io sono Dio e questa sera voglio diventare il tuo Dio. Se già cammini con Lui, Lui sta ribadendo: io sono il tuo Dio. Non sono solo il Dio della persona accanto a te. Preghiamo insieme il nostro Dio. Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio per quello che hai fatto per me, per quello che hai fatto sulla croce, per quello che stai facendo questa sera per me. Io, Signore, non merito il tuo amore, ma tu me lo dai comunque. Io, Signore, sono qui, con quel poco che sono, la mia giovane età, i miei problemi, la mia mancanza di fiducia. Signore, io non credo in te, io non credo che tu possa fare qualcosa nella mia vita. Mi parlano di te, ma mi sembra che tu non ci sia. Signore Gesù, questa sera io ti chiedo di mostrarti in modo potente nella mia vita. Signore Gesù, io voglio seguirti questa sera. Io voglio stare con te, voglio mettere da parte i miei dubbi e le mie paure e essere guarito completamente da te, Signore. Ma non voglio fermarmi qui, Signore. Ti prego di rendermi non solo guarito, ma servitore degli altri. Signore, ci sono tanti paralitici nel mondo. Io ero uno di loro, Signore. E ti prego, rendimi un barelliere. Fa che io possa portare il tuo Vangelo. Mandami da chi soffre nella mia vita e che io possa condurli per mano alla tua presenza. Signore, che io possa gioire con loro nella tua presenza, che io possa essere parte della tua Chiesa, che io possa servire la tua Chiesa, Signore. Con quel poco che ho, io ho fede che tu puoi usarlo per fare grandi cose. Gesù Cristo, tu sei il mio Dio. Gesù Cristo, tu sei il mio Salvatore. Gesù Cristo, tu sei il mio Re. Senza di te non ho nulla, ma con te, Signore Gesù, io ho tutto. Questo io prego nel nome di Gesù. Amen. Quindi prima di lasciarvi al momento di lode, di adorazione, vi invito, se volete, se vedete che la persona accanto a voi ne ha bisogno, a darle un abbraccio. Questa è una chiesa molto abbracciosa, se è una delle prime volte che venite. E dopodiché, se volete parlare della vostra vita di fede, abbiamo qua il pastore, abbiamo varie persone qui dello staff che vi possono aiutare, sia se volete iniziare il vostro cammino con Gesù, sia se pensate che il vostro cammino con Gesù ha bisogno di un bel power up, ha bisogno di aumentare di intensità, volete ripristinare un cammino che avevate. Gesù è qui per te. Non importa quanto lontano sei, non importa da quanto tempo lo conosci, Gesù è qui per te questa sera. Ora io vi invito tutti ad alzarvi in piedi. Lo stesso Gesù che ha guarito quel paralitico è in grado di guarire anche te. Lo stesso Gesù che è andato sulla croce in quel giorno lì per l'umanità è andato sulla croce anche per te. E la sua croce vale oggi. Gesù sta parlando con te oggi. Gesù vuole chiamare te oggi. Se già cammini con Lui, Gesù ti sta guardando e dicendo: continuiamo, perseveriamo, prendi la tua croce anche oggi e seguimi ogni giorno camminando con Cristo. Con queste immagini in mente, il nostro Re, cantiamo a Lui, perché Lui merita il nostro canto. Lui è il nostro Dio. Lui merita tutte le parole più belle che sappiamo dire. Se hai delle belle parole da dire a Gesù, digliele questa sera, perché merita tutta la lode,
merita tutta l'adorazione. Tu mi hai chiamato sulle acque, verso l'ignoto, so che affonderei, e lì ti trovo nel mistero, nelle profondità, ho fede in te. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu sei mio. Grazia mi circonda, la mano tua mi guiderà, tu sei con me e non mi lasci il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, come sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua
Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Tutto ciò che ho lo verso ai piedi tuoi. Non importa quanto è costato Gesù per perdermi di più. Io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il bene più prezioso, io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il bene più prezioso. Prezioso Gesù, amo sopra la tue parole sono più preziose del tuo dolce Sentiamo come Maria. Come Maria. La parte migliore che mai ne sarà rimossa. Come Maria. E questa è la parte migliore. Sentiamo come Maria. Come Maria, che questa è la parte migliore che mai, mai che sarà. Facciamo ancora come Maria, che questa è la parte migliore. Abbiamo trovato. Io ho trovato. Questa è la parte migliore che mai che sarà rimossa ancora come Maria. Che questa è
Amen. Chi ha trovato il dono più prezioso? Il nostro Signore Gesù Cristo, che possiamo... Quest'anno è passato e abbiamo vissuto tanta roba, siamo stati qui tanti giorni, per un motivo credo io, l'unico motivo che è il nostro Signore Gesù Cristo, e per la sua presenza, per quello che siamo riuniti qui, per il suo nome, per parlare a Lui, quanto Lui è prezioso, quanto Lui è meraviglioso. Spero che possiamo capire che Lui è meraviglioso, che possiamo capire ogni giorno che abbiamo bisogno di un Dio potente, di un Dio che è meraviglioso, di un Dio che ci può guarire, che ci può trasformare ogni giorno. Amen. Possiamo cantare a Lui. Gesù, è in tua presenza siamo riuniti qui, tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, perché un dì la tua morte ci portò la verità, il dono completo accesso al cuore del Padre. Cantiamo, velo che separava, mai più separerà. Una volta spenta, ora brilla, sempre forte brillerà. Cantiamo a Lui per adorarti, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo
chiamo Michele un attimo qua. Amen, amen. Chi è contento di essere qua? Amen. Io. Amen, gloria a Dio, gloria a Dio. Prima degli avvisi, io so che è una serata speciale, una serata un po' diversa di quella che siamo abituati, no? Ogni sabato qua. E prendendo il gancio di quello che è stato predicato stasera, Emanuele ha battuto sempre sul tema che Gesù è il nostro Signore, che Gesù è il nostro Dio. Quindi io non so se tutti qua sono cristiani, io non so se tutti hanno già consegnato la sua vita al nostro Signore Gesù Cristo, ma una cosa che la parola del Signore ci dice, nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 9, dice così: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. La Bibbia afferma appunto questa cosa, che tutti noi abbiamo di un Signore, tutti noi abbiamo bisogno di salvezza. Emanuele ha detto che tante volte diciamo che noi siamo buoni e che ogni tanto sbagliamo, ma la Bibbia ci dice proprio il contrario. Ci dice che noi abbiamo bisogno di questo Signore, abbiamo bisogno proprio di questa persona nella nostra vita, perché la salvezza si trova in una persona, non si trova in quello che noi facciamo, non si trova nel momento in cui magari ci svegliamo alla mattina e diciamo così: caspita, oggi farò una cosa buona. No, la salvezza si trova in una persona, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi io non conosco la tua vita, non so come va la tua vita, ma io vorrei farti la domanda più importante della tua vita, che è la domanda: chi qua vorrebbe consegnare la sua vita al Signore Gesù Cristo? Alza pure le mani, che così noi possiamo pregare per te. Amen, amen. Chiedo quindi a tutti quelli dello staff che possono quindi avvicinarsi a tutte queste persone che hanno alzato le mani, quindi continuate con le mani alzate, che così tutti quelli dello staff possono veramente andare verso di voi. Amen, amen. Abbiamo qua. Quindi quelli che hanno capito veramente il messaggio di oggi, dicendo che Gesù è il Signore e che solo Lui può salvare delle vite. Quindi avvicinate, ci sono delle persone qua. Voi che avete alzato le mani, vorrei quindi in questo momento invitarvi a fare una preghiera. La Bibbia qua ci dice che dobbiamo confessare con la nostra bocca e riconoscere Lui come il nostro Signore. Non è soltanto riconoscere come se fosse il nostro Salvatore, perché la Bibbia non dice questo, la Bibbia dice che Lui sarà il nostro Signore. Quindi vuol dire che noi dobbiamo appunto avere un Signore nella nostra vita, di cui noi dobbiamo dare sempre resoconto, cioè consegnare la nostra vita, consegnare i nostri piani, rinunciare a noi stessi e soprattutto dire a Lui che Lui è il nostro Signore. Quindi io credo che oggi è una vera serata di salvezza, è una vera serata in cui Gesù è venuto qua, ha toccato il vostro cuore e ha fatto veramente quello che voleva fare. Quindi chiudete i vostri occhi e voi che avete alzato le mani fate questa preghiera insieme a me. Signore Gesù, io questa sera consegno la mia vita a Te, rinuncio a me stesso, chiedo di entrare nella mia vita, di entrare nel mio cuore, di cambiare la mia vita. Ti riconosco come il Signore della mia vita, ti riconosco come il Signore della mia vita. So che tu sei presente qua e voglio consegnare la mia vita a Te. Potete ripetere: voglio consegnare la mia vita a Te. Tutti quanti, quelli che hanno alzato le mani, voglio consegnare la mia vita a Te. Amen. Tu hai preso la decisione più importante della tua vita stasera. Però adesso c'è una cosa più importante ancora, dopo di questa decisione. Guardate al vostro fianco
tutti quelli che sono vicini a voi, adesso fate parte di una famiglia, la famiglia del Signore. E la Bibbia dice che quando un peccatore si ravvede dei suoi peccati, c'è festa nei cieli. E io sono sicuro che oggi è una vera serata di festa, una vera serata di gioia. Per voi che avete fatto questa preghiera per la prima volta, io vi invito appunto a trovare una persona dello staff che è lì vicino a voi, sapendo appunto che questa è la vostra famiglia di oggi, da oggi in poi. Potete contare su di noi, potete contare per quello che volete, per quello che avete bisogno, e quindi sapete che adesso facciamo parte della tua famiglia. Amen. 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 E quindi vorrei ancora pregare. Signore, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo. Sappiamo che tu sei fedele, Signore. Sappiamo che tu, Signore, sei la persona più importante della nostra vita. Signore, noi ti ringraziamo per quello che stai facendo, perché tu sei proprio in movimento nella nostra vita. Noi vogliamo, Signore, ringraziarti per il Dio che sei. Sappiamo che tu sei fatto uomo solo per amore a noi. Quindi, Signore, nel nome di Gesù, io ti ringrazio, Signore. Ti ringrazio per tutto quello che fai nella nostra vita. Amen, amen e amen. Come vi dicevo, quando c'è festa, io non so qua, però di solito abbiamo la torta, giusto? E siccome noi compiamo un anno di Agamove, vogliamo quindi celebrare e proprio cantare, cioè insieme a voi con questa torta, e celebrare questo un anno di Agamove, e anche per voi che avete consegnato le vostre vite, quindi celebrare insieme a voi. Quindi stanno portando adesso la torta, facciamo un momento in cui canteremo. Puoi accendere, dai. Accendi pure. Spero non esploda. Amen, amen. Non so quando finirà. Cantiamo? Dai. 1, 2, 3. Vai. Auguri a Juve, tanti auguri a te. Dai. Errore tecnico. Errore tecnico. Uno, due, tre, e vai, vai. Non va. Ragazzi, non va. Niente, dai. Errore tecnico. Vediamo se con l'esperienza va. Dai, va bene, dai. Neanche con l'esperienza. Va bene, dai. Amen. Amen, amen. Non va.
No. Amen, amen, amen. 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 Quindi passiamo agli avvisi. Stasera non ci sono i piccoli gruppi, perché ovviamente non ci saranno delle domande, quindi però vi invitiamo a rimanere qua con noi. Il bar sarà aperto, pizzette a 2 euro più bibita solo, cioè a soli 2 euro. È una promozione così, non trovate neanche al McDonald's, quindi potete rimanere qua con noi e mangiare insieme a noi. In più, se volete mangiare anche una fetta di torta, di sicuro dovete rimanere, cioè mi dispiace per voi se volete andare via. Benissimo, trovate la cassa fuori dove ci sarà Emanuele, là dietro, e quindi il bar qua sarà aperto, potete quindi prendere la pizzetta là con noi. Secondo punto, vorrei chiamare adesso il pastore Caio che venisse qua. E è da un anno che vieni pastore, vieni. È da un anno che noi, come vi abbiamo detto sempre, è da un anno che stiamo lavorando e abbiamo visto in un anno quello che possiamo migliorare, quello che possiamo imparare ancora di più. E Fede, puoi proiettare quello che Junior ti ha mandato? Credo ti aveva mandato. Amen. E quindi abbiamo visto quello che possiamo migliorare, quello che abbiamo bisogno proprio di imparare. Eccolo là. E questa è proprio la struttura in questo anno che abbiamo visto che possiamo lavorare così. Quindi ogni persona per il suo ministero e praticamente perché abbiamo fatto in questa maniera? Per quelli che hanno volontà e che hanno il desiderio di servire qua nel nostro ministero, potete trovare queste persone corrisposte quindi per il suo ministero, potete vedere là eventi, social, creazioni, accoglienza, proiezione, bar, preghiera, e vogliamo anche lavorare con l'evangelismo, e quindi questa è una struttura di cui vogliamo dal prossimo anno lavorare così. Forse non abbiamo specificato in maniera molto più chiara quando abbiamo iniziato, ma quindi abbiamo visto questa necessità quindi di fare in questa maniera affinché tutti voi poteste quindi in certa maniera sentirsi liberi di arrivare a queste persone e appunto lavorare. Tutti noi che stiamo lavorando qua abbiamo bisogno anche della preghiera del pastore, che è il pastore della chiesa, quindi dando la tua benedizione, perché abbiamo proprio bisogno per lavorare con tutti questi ragazzi. Grazie pastore. Amen. Preghiamo. Possiamo pregare sapendo che Dio ascolta e agisce. Meraviglioso vedere quello che Lui sta facendo e sta facendo oggi. Vedere questa consacrazione a Dio è un miracolo e siamo grati. Preghiamo. Prendi la mano della persona al tuo fianco. Senti questa mano, il calore di questa mano, che tu possa stare sempre, di creare questo senso di essere un popolo nella squadra, che possiamo sentire che siamo insieme. Nostro Padre, ti ringraziamo per quello che tu stai facendo. Un anno, quando inizia un sogno, un progetto tuo, Padre, tu scegli le persone. Quando esiste un sogno, Padre, tuo, un progetto tuo, tu inserisci nel cuore delle persone questo desiderio. Tu sei il nostro Dio, Padre, che ha avuto un sogno per questo H-Move. Tu hai avuto un sogno per questa squadra, per ogni persona qui presente. Tu hai avuto un sogno e tu hai cominciato a pianificare, a sognare e a inserire in ogni cuore questo desiderio. E grazie per l'obbedienza di questa gente, di questo popolo,
dei tuoi figli e figlie, Padre. Grazie perché loro hanno deciso di seguirti, oh Padre, hanno deciso di ubbidirti, hanno deciso di essere veramente i tuoi servitori, dei servi, oh Padre, che vogliono veramente vivere quello che tu stai preparando. L'opera è tua e le grandi cose tu stai preparando per questo gruppo. E che questa squadra dei giovani, oh Padre, possa moltiplicarsi. Questa squadra di adolescenti e pré-adolescenti possa moltiplicarsi e a proclamare la tua glória, Padre. In modo che lo Spirito Santo cominci a lavorare, a trasformare ogni cuore e le grandi cose possiamo vedere con i nostri occhi. Grazie, oh Padre, per la costanza, per la perseveranza, per la fatica, per l'impegno di ciascuno, Padre, e che siamo arrivati a oggi a vedere i tuoi miracoli qua. E le tue benedizioni spirituali, oh Padre, continuano sopra la tua gente. E che questa generazione, oh Padre, possa amarti, desiderarti e proclamare le tue virtù a un popolo che tanto ha bisogno. E che nelle prossimi incontri, oh Padre, possiamo vedere questi ragazzi portando degli amici, oh Padre, in modo che loro possano vivere l'esperienza con Cristo Gesù e vivere questi miracoli di trasformazione. E che lo Spirito Santo possa riempire ciascuno, oh Padre, e che le grandi cose tu continui a fare. Benedici la tua Chiesa, benedici i tuoi giovani e adolescenti, benedici questi preadolescenti, riempi, oh Padre, con il tuo Santo Spirito e che le tue, oh Padre, azioni possano moltiplicarsi, oh Padre, e che possiamo vedere le virtù tue, oh Padre, in mezzo a questo gruppo. Nel nome di Gesù, questo gruppo è tuo. Amen, Signore. Amen. Che Dio vi benedica, ragazzi. Grazie Pastore, grazie. E per concludere quindi la nostra serata, potete portarmi i numeri. Allora, all'inizio, quelli che sono venuti per la prima volta, vi abbiamo consegnato un numero, ok? Vi abbiamo consegnato un numero. E sapendo che voi siete i nostri invitati di onore, volevamo quindi regalarvi un piccolo pensiero. Ho chiesto quindi alla persona più palestrata, no, di tirarmi via la torta. Ecco, quindi vi abbiamo consegnato un numero, io credo che voi l'avete tenuto, vero? Spero, altrimenti non guadagnerete nulla. Ecco, dov'è Lisi? Eccolo qua. Quindi chiedo a uno dei preadolescenti, visto che c'è anche Breno, che può venire qua, dei preadolescenti, che è proprio qua davanti con loro. Chi vuole venire qua dei pre? A tirare fuori un numero. Ecco. Chi ha il 13? Eccolo là. Le ragazze? Eccolo là. Chi ti ha invitato? Chi? Monique? Ecco. Quindi adesso abbiamo un altro pensiero per quelli che hanno portato un amico, no? Perché il nome del culto era proprio culto dell'amico. Chi ha portato un amico? Alza le mani. Chi l'ha portato? Dai, ma lui... Monique? Basta? Così sarà facile. Abbiamo la vincitrice allora. Nessun altro? Nessun altro. Quindi non c'è bisogno neanche di fare la dinamica. Dai, quindi pensiero a Monique. Amen. Ribadisco, voi che siete stati con noi la prima volta, grazie mille di tutto il cuore, che Dio possa benedirvi e che non andate via, ricordate che abbiamo la pizzetta e pure la torta. Amen. Che Dio vi benedica.
passi del mio re. Cantiamo. Riesco a sentire il suo cuore, riesco a mi libero, sento il suo spirito chiamare. Cantiamo. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Dio santo sono qui, cantiamo, annunciando il suono del grande re, rompendo ogni catene e barriere. La sua voce qui voglio sentire, cantiamo. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Solino che la cantiamo, vogliamo più di te, Signore. Solino che la cantiamo, vogliamo più di te, Signore. Solino che la cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te, Signore. Tuo amore dentro noi. Solino che la cantiamo, qui siamo, vogliamo più di te, Signore. nostro Signore. Perché vivremo attraverso Gesù Cristo, amen? Rimanete qui, abbiamo da mangiare, così.
Ciao!